Mercato tradizionale, ultimo mercato dell'anno, siamo al 30 di dicembre e siamo con il vice sindaco Doriano Mancin. Buongiorno vice sindaco, come va? Ma guardi, il mercato oggi è affollato, però la gente vedo che ha la mascherina, le distanze sono anche mantenute, quindi va bene che ci sia gente che si comporti come si deve. E ho visto anche qualche acquisto, dai, che non fa male in questo periodo in cui dobbiamo guardare al prossimo futuro in un modo più positivo. Ecco, un 2020 decisamente difficile per tutto il Polesine, tutta l'Italia, tutta l'Europa. Quali propositi bisogna portare per il 2021 secondo lei? Ma intanto aggiungo a quello che ho detto prima il ringraziamento alla nostra protezione civile, alla polizia municipale che ci sta dando una grande mano e probabilmente ce la dovrà dare anche prossimamente. Il prossimo anno speriamo di avere tutto ciò che abbiamo perso nel 2020, di acquistare socialità, mettere in moto l'economia, poter girare tranquillamente. Ecco, ci auguriamo appunto che si ritorni alla normalità e questo dipende un po' anche da noi, oltre che a tante altre cose. Ma devo dire una cosa, chiedo ai cittadini di Portoviro come loro possono chiedere tante cose a noi che cercheremo al meglio di fare, un po' di tener pulito, aiutateci a tener pulito Portoviro, perché ancora abbiamo degli abbandoni, pur avendo l'ecocentro qui 2 passi, ancora certa gente butta un po' di tutto per le strade o nei vicoli. Ieri sera camminando, finisco, anche per le strade ho visto qualche ricordino anche dei nostri amici a 4 zampe. Cari amici a 4 zampe, dite ai vostri padroni di non lasciare per terra i vostri bisognini, raccoglieteli per piacere, ne vale la pena per tutti. Il paese, la città più bella, siamo tutti più belli e tutti più bravi. E vuol fare un saluto con un auspicio finale, vice sindaco? Ma auspico ai cittadini di Portoviro, ma direi di tutto il nostro meraviglioso delta, di avere un anno più tranquillo, più normale, più sereno e soprattutto con tanta salute.